Un evento apocalittico le cui dimensioni ancora non sappiamo stimare. Come amministrazione il sindaco immediatamente ieri ha presentato la richiesta di stato di calamità naturale e ci stiamo impegnando fin da subito con tutte le istituzioni coinvolte affinché capiscano la gravità della situazione e si muovano coerentemente, anche prevedendo ristori. Non sarà facile quantificare i danni di una serata da Tregenda in questo lembo dell'Alta Marca. Tra Unigo e Levada di Pederobba i danni maggiori. All'esterno del municipio nessun mezzo, nemmeno l'auto della polizia locale è stato risparmiato, ma è il patrimonio privato ad aver avuto la peggio, uno stillicidio su tutto il territorio. Mamma mia ragazzi, mamma! Macchina Dio! Tantissimi i privati che hanno subito gravi danni alle abitazioni, alle automobili. Non c'è una sola automobile che oggi, stamattina o ieri pomeriggio non fosse stata coinvolta dalla grandinata, ma anche gli edifici comunali hanno subito ingentissimi danni e abbiamo immediatamente stanziato una cospicua somma per far fronte all'emergenza. Dopo Pederobba la grandinata dei record si è spostata su Cornuda, Crocetta e buona parte del Montello. Vigili del fuoco e volontari hanno operato per diverse ore. Arrivavano quasi come arance, è durato un quarto d'ora, era pazzesco. Comunque poi senza vento, quasi senza né acqua né vento, è quasi asciutta. È una grande immensa, come un bombardamento. È stata una fortuna che nessuno si sia fatto, non si è fatto male nessuno. In queste ultime 24 ore sono successe diverse calamità in tutta la regione, quindi noi ci affiancheremo perché comunque abbiamo diverse attività che hanno subito danni, ma anche tante case private, dicevo prima di fotovoltaici, insomma ce ne sono diversi, soprattutto in alcune fasce del paese. Nuvole nere e fulmini hanno caratterizzato l'intera serata, ore difficili da dimenticare.